Certo, sono le forze dell'ordine a doversi occupare di sicurezza, prevenzione, ordine pubblico e controllo del territorio. Però la vera prima sentinella è il cittadino che con le sue segnalazioni dà un enorme aiuto alla polizia. Il bilancio del questore di Padova per il 2024 è positivo su tanti fronti: manifestazioni sportive, cortei, l'ufficio immigrazione con le sue 107.000 posizioni di stranieri esaminate, quasi 500 al giorno, i 65.000 passaporti rilasciati, quasi il doppio del 2023, e poi il cambio di passo nel fenomeno delle violenze di genere, con 241 ammonimenti disposti dal questore. Il dato che emerge è quello relativo alla violenza di genere, sono raddoppiati praticamente gli ammonimenti, 241, un dato che va interpretato in maniera positiva perché c'è una rinnovata consapevolezza nel segnalare subito, no, criticità in un rapporto di coppia. Quotidiano l'impegno contro gli odiosi reati dei furti in abitazione, 9 gli arresti, e delle cosiddette truffe agli anziani, 31 i responsabili individuati. In realtà non sono truffe, ma sono o rapine o estorsioni nei confronti di queste fasce vulnerabili, un reato odioso. Anche lì i risultati sono stati intercettati 31 di questi soggetti indagati in stato di arresto o in stato di libertà. In crescita anche la criminalità giovanile, con i tanti episodi delle cosiddette baby gang, che a Padova non sono però bande organizzate. Sempre più spesso ci troviamo ad intervenire su ragazzi per l'appunto minorenni, in alcuni casi anche infra 14enni, quindi assolutamente inimputabili, dove si manifestano reati da strada, la classica rapina, spunta fuori il coltello. Bisogna insistere sulla costruzione della responsabilizzazione dei giovani, rendendoli consapevoli del disvalore delle loro condotte. Quanto alla droga, sono stati 383 gli spacciatori arrestati, 40 in più del 2023. Non vuol dire che Padova è la capitale della droga, è un'attività di iniziativa che permette di far emergere questo fenomeno e di contenerlo in un ambito di tipo fisiologico, evitando che poi possa diventare patologico. Nuove le tecniche di spaccio con gli adulti che impiegano i minori anche sotto i 14 anni, perché non imputabili o che, se stranieri, non possono essere espulsi. I minori però, attenzione, che non sono sfruttati, sono consapevoli dell'attività illecita che pongono in essere e vengono resi partecipi degli utili di queste attività illecite. Torna a salire il consumo di eroina e crescita esponenziale delle droghe sintetiche, 20 kg quelli sequestrati. Sono droghe di laboratorio ad effetto eccitante, quindi parliamo dalle chetamine all'MDMA, all'ecstasy rosa, alla cocaina rosa. Anche là si risponde a logiche dinamiche di domanda ed offerta, principalmente un target rivolto verso i giovanissimi, no? Essendo droghe sprintose, ma comunque tutte le droghe sono dannosissime. Confermata infine la tendenza di reati commessi da cittadini stranieri, soprattutto irregolari, il 60% del totale.